Acragas punto e a capo, si potrebbe dire, con in più il timore di finire ultimi in classifica se dovesse arrivare la penalizzazione della quale ha parlato oggi il mister Raffaele Di Napoli. E a proposito di parlare, bisogna evidenziare l'unica novità che riguarda la società biancoazzurra, che ha scelto la comunicazione virtuale con interviste ai giocatori e al mister inviate alle redazioni. Addio, insomma, alle conferenze stampa, forse per evitare qualche domanda scomoda. E a proposito di comunicati virtuali, in vista del derby di sabato al Massimino di Catania con la Sicula Leonzio, è intervenuto, come dicevamo, Raffaele Di Napoli. L'allenatore, per la verità assai polemico, si sofferma anche sull'esilio a Siracusa. Ci tengo a dire, perché a volte mi arrivano notizie, leggo di persone, che io non sono una persona che fa del vittimismo, sono una persona molto reale, sono propositiva e tra mille difficoltà che viviamo qui ad Agrigento vorrei che chi ci sostiene ci deve sostenere con il piglio giusto, con l'entusiasmo e con la voglia di mantenere per questa città, questa squadra. Io sono qui sicuro che Silvio Alessi con il suo staff sta cercando di farci ritornare qui ad Agrigento e sono convinto che prima o poi ci riusciremo. Però vedere e sentire commenti di persone che cercano solo di disfare, di buttare benzina su cose che non esistono, non mi piace. Io sono molto realista, sono molto ottimista. Ho capito che qui ad Agrigento c'è gente che non vuole bene all'Acragas e continua a infamare e a sparlare, però noi sappiamo che il nostro cammino è questo qua, di lottare, sacrificarci. Lo faccio io che non sono della città, lo faccio per questi colori, lo fanno i miei giocatori, speriamo di regalare un altro anno di soddisfazione, ma sappiamo che il percorso è duro, sappiamo che oggi, se andiamo a vedere, se ci tolgono i punti saremo ultimi in classifica, ma questo non deve abbatterci, anzi deve essere uno spunto in più per cercare di far meglio. Ho visto una squadra che si è andata in campo con un piglio importante come al solito. Sotto questo aspetto qua io sono contento di questi ragazzi, perché sanno cosa devono fare e come devono comportarsi. La sfida è una partita come le altre, anche se è un derby, la prepariamo cercando di limitare le loro fonti di gioco e di metterle in difficoltà con le nostre armi. Sabato per il derby torna disponibile Bruno Visente, che ha scontato il turno di squalifica, con lui anche il neo arrivato Bramati. Intanto, dopodomani giovedì, i tifosi torneranno a manifestare trascinati dallo slogan «Non spegnete la nostra passione». I tifosi in corteo dalla prefettura giungeranno al municipio per dire basta all'esilio, anche perché i veri guai per l'Acragas stanno arrivando proprio dalle gare giocate a Siracusa.